Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e a chi ci segue in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in blu e oggi negli studi a Belluno ci sono io, Martina Reolone, vi farò compagnia con la lettura delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Siamo venerdì 13 novembre, entra in vigore la nuova ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, un'ordinanza anti-assembramenti. Andremo a leggere nel dettaglio quali sono le nuove limitazioni, i divieti che ha introdotto e anche le reazioni che ha suscitato sia da parte delle istituzioni ma anche del mondo del commercio. Partiamo con il Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è proprio dedicato alla nuova ordinanza regionale che sarà valida fino al 22 novembre. Da domani i divieti del weekend per negozi, centri storici e locali, contingentate le vie dello struscio, serrande abbassate la domenica e controlli serrati per evitare affollamenti. E a questa tematica è dedicato un lungo approfondimento da pagina 2 a pagina 14. La situazione nel Bellunese, il prefetto, più pattuglie in tutti i luoghi dello svago. Ieri c'è stata la riunione del comitato di sicurezza, saranno intensificati i controlli, specie nel fine settimana e con un obiettivo preciso: evitare gli assembramenti. E ancora, sempre a proposito di Covid, la situazione in provincia di Belluno. Contagi record in un giorno, 324 positivi e 4 decessi, più i ricoveri. Andremo poi a leggere l'approfondimento a pagina 12. E nelle case di riposo c'è la testimonianza di un'infermiera che dice: che dolore veder morire i nostri nonni. L'operatrice ricorda i momenti difficili, in pochi giorni è scoppiato il focolaio ed è stata dura. Andremo poi a vedere la testimonianza. Ci sono stati anche dei controlli nelle palestre, 3 clienti si allenano, arrivano i carabinieri, sono state denunciate 4 persone trovate fuori casa nonostante fossero sottoposte a quarantena. E a proposito di quel che dicevamo prima delle reazioni suscitate dalla nuova ordinanza, Massaro, il sindaco del comune di Belluno, dice: serve chiarezza e ci sono dubbi sui mercati e sulle passeggiate. Infatti ieri il presidente Luca Zaia, come scritto anche nell'ordinanza, ha precisato che non si dovrà andare a fare passeggiate nei luoghi affollati, nei centri storici. I centri storici sono off limits, ma ha anche detto niente passeggiate in montagna, al lago, al mare, insomma in tutte le zone in cui si possono creare assembramenti, ci può essere parecchia gente, però ci sono dei dubbi appunto su questo punto. E ancora andiamo a leggere 2 notizie cambiando argomento. C'è stato un lutto in Alpago, è morto infatti Maresi, il fondatore del Giro del Lago di Santa Croce. Parliamo di Vittorio Mares, classe 1946, appunto ideatore della manifestazione che ogni anno raccoglie i soldi per il centro oncologico di Aviano. Era stato anche assessore a PUOS. E parlando di economia, siamo a Borgo Valbelluna, in questo caso ACC, confermato il piano di rilancio da 56 milioni, 6 in più del previsto. Stiamo parlando della sinergia che coinvolge l'ex ACC di Melle e l'ex Embraco di Rivia di Chieri. Sono stati definiti ieri nel tavolo i punti strategici e ci sono state rassicurazioni sui finanziamenti. Andiamo quindi a leggere quello che riguarda l'ordinanza regionale. Da domani vietato passeggiare in centro, la corsa solo nei parchi e sugli argini. Ordinanza regionale per scongiurare la zona arancione, negozi chiusi la domenica, mascherina sempre indossata. Questo il titolone nell'articolo di Albino Salmaso. Nasce la zona gialla plus per il Veneto, l'Emilia Romagna, il Friuli. Ricordiamo infatti che l'ordinanza è stata firmata in maniera condivisa da queste 3 regioni che si trovano appunto in bilico tra la zona gialla e la zona arancione. L'obiettivo dell'ordinanza è scongiurare gli assembramenti nelle piazze e nei centri commerciali e abbassare così la curva dei contagi da Covid. Per evitare il lockdown sempre in agguato non c'è che una strada: cambiare stile di vita e tornare all'austerità della primavera. Un aspetto che è stato sottolineato ieri dal presidente Zaia durante la sua diretta, in cui ha illustrato l'ordinanza, e leggiamo appunto quali sono gli aspetti principali previsti da queste nuove disposizioni. Resta valido il fatto che la mascherina deve essere obbligata sempre, anche all'aperto, salvo durante l'attività sportiva intensa, e in questo caso va osservato il distanziamento minimo di 2 metri, e mentre si mangia, si beve o si fuma per il tempo strettamente necessario, osservando il distanziamento minimo di 1 metro. E ovviamente anche chi corre deve avere la mascherina sempre con sé per rindossarla nel momento in cui si ferma.
Passeggiate e corse sono ammesse dove non ci sia affollamento e comunque solo al di fuori di strade, piazze, dei centri storici delle città, delle località turistiche e delle aree solitamente affollate. Per quanto riguarda il commercio, è stata reintrodotta quella disposizione che era attiva durante la primavera scorsa, ossia che fa la spesa una sola persona per nucleo familiare, deroga solo per i figli sotto i 14 anni. Nelle medie e grandi strutture di vendita è raccomandato riservare le prime 2 ore d'apertura ai clienti con più di 65 anni di età, quelli appunto che rientrano nella fascia più fragile, potenzialmente più fragile. Oltre ai centri commerciali sono chiuse il sabato e la domenica tutte le grandi e medie strutture di vendita, salvo quelle che vendono generi alimentari e salvo anche ovviamente a farmacie edicole. Chiusi la domenica tutti i negozi, appunto si legge, fate eccezione per quelli di generi alimentari, farmacie, edicole e tabaccherie. Sempre consentita e raccomandata la vendita con consegna a domicilio e il mercato ambulante consentito solo all'interno di aree perimetrate e controllate. Stiamo parlando dei mercati all'aperto che sono consentiti appunto solo in quei comuni in cui sono stati approvati determinati criteri come appunto la perimetrazione dell'area, un varco di accesso separato dal varco di uscita e controlli e contingentamento. I bar resta la chiusura alle 18 e resta anche il coprifuoco alle 22. Dalle 15 alle 18 possono essere servite solo le persone sedute ai tavoli che possono abbassare la mascherina solo per il tempo necessario a bere e a mangiare. È vietato qualsiasi consumo di cibi e bevande nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Questo vuol dire in pratica che se vado a prendere un gelato, se vado a prendere uno spicchio di pizza non lo posso mangiare al di fuori del locale o per strada, ma devo andare a casa oppure in automobile. Scuola, nelle scuole elementari e medie le superiori fanno didattica a distanza, sono sospese le lezioni di educazione fisica, quelle di canto e di musica con l'utilizzo di strumenti a fiato perché dagli studi questo punto dell'ordinanza è stato istituito dopo un confronto con il comitato tecnico scientifico, è stato dimostrato che le lezioni di educazione fisica e l'utilizzo di strumenti a fiato possono incentivare e provocare contagi. Queste diciamo alcune dei principali punti all'interno dell'ordinanza. Praticamente da domani fino al 22 novembre stop alle vasche e allo struscio sotto i portici delle piazze con il naso incollato alle vetrine e stop anche al popolo dello spritz. L'aperitivo si consuma solo seduti al tavolo e chi sgarra rischia una stangata da 400 euro. Le molti vanno dai 400 ai 1000 euro. Non è un atto di imperio, ha detto Zaia, voglio stabilire nuove regole per la tutela della salute, nessuna coercizione, il mio è un appello alla collaborazione rivolto ai cittadini. Ci sono 2 milioni di persone in ospedale con il Covid e manca il personale per curare i malati. Non mi piace giocare guardie ladri, faccio appello al senso di responsabilità. Non si finisce in zona arancione o rossa, anche se l'RT resta sempre alto. Il pragmatismo dei 3 governatori, parliamo quindi appunto dei governatori del Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, ha varato un provvedimento che integra il DPCM di Conte e che il DPCM che aveva introdotto il coprifuoco alle 22 e la chiusura di bar e ristoranti alle 18. L'impatto più importante riguarda la vita di relazione, che va ricondotta a regole più rigide con i centri storici blindati per evitare gli assembramenti del weekend. Dalle 15 alle 18, dicevamo, si può socializzare solo seduti al tavolo, vietato anche mangiare la pizza, il tramezzino, il gelato o la brioche per strada, scatta la multa. Leggevamo, non è vietato fare la spesa nelle bancarelle dei mercati, ma i sindaci dovranno organizzare le corsie d'ingresso e uscita per ridurre i contagi. Poi si consiglia di riservare agli over 65 le prime 2 ore di apertura dei centri commerciali e dei supermercati. Più che un obbligo è un appello al buon senso in questo caso. Per quanto riguarda i weekend, le chiusure nei weekend non bisogna farsi prendere dal panico, gli alimentari infatti sono sempre aperti, anche alla domenica si potrà fare la spesa. Nel weekend scatta invece la chiusura per le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali monomarca. Per fare un esempio, l'IKEA di Padova che richiama clienti dal Triveneto e non solo, e sono chiusi anche gli outlet. Discorso analogo appunto per l'outlet di Noventa di Piave, tempio delle griffe dello shopping per i tedeschi d'estate e per gli italiani d'inverno.
Delicato e controverso è il tema del tempo libero, la libertà in movimento mai messa in discussione ma sottoposta a nuove regole. Si potrà fare sport, passeggiare, muoversi all'aperto solo nei parchi, luoghi lungo gli argini, in campagne lungo le piste ciclabili ma non nei centri storici della città e nemmeno sul lungomare di Sottomarina e Jesolo o nei paesi di montagna. E la gita al lago, per esempio, e tra i boschi in Cansiglio si può fare, ma se c'è una sagra o un raduno del CAI bisogna girare a largo, evitare le folle è la prima regola del droplet. Andiamo avanti e andiamo all'interno delle pagine che sono specificamente dedicate alla provincia di Belluno. Controlli la linea dura della prefettura, l'appello a una totale osservanza delle norme, doppia riunione del comitato ordine pubblico, pattuglie nelle zone di svago, l'articolo di Francesco Dal Mas. Infatti dal comitato che si è riunito ieri e poi da quello che si riunirà di nuovo oggi sono uscite appunto delle linee guida per la sicurezza, per i controlli, c'è una stretta anche sui controlli. Lotta senza quartiere al coronavirus, saranno intensificati i controlli, specie nei fine settimana e con un obiettivo preciso, evitare gli assembramenti. Attenzione perché in agguato ci sono sanzioni pesanti, dalle multe di 400 euro alla chiusura dei locali con un minimo di 3 giorni. Se ne è discusso ieri in videoconferenza al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Adriana Cogode. Erano collegati anche il presidente della provincia Roberto Padrini, sindaci di Belluno, di Feltre e di Cortina d'Ampezzo e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Al centro dell'incontro l'attuazione delle misure di contenimento del contagio, ma anche l'ordinanza del governatore Luca Zaia. Il prefetto, rispondendo alle domande, dice che si è convenuto di proseguire con le verifiche tanto nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio che in occasione di servizi appositamente dedicati, concentrandosi nelle zone, nei locali e nelle fasce orari in cui potrebbero emergere criticità. Quindi le forze dell'ordine entreranno nei bar, negli altri esercizi pubblici, nei negozi per verificare se sono rispettate le norme di sicurezza, dall'obbligo della mascherina a quello del distanziamento. Ci sono ovviamente le sanzioni, si va dai 400 a salire, in considerazione della gravità dell'infrazione. Per gli esercizi è prevista anche la chiusura da 3 giorni in avanti. Saranno sanzionabili anche coloro che passeggeranno in gruppo in Piazza Martiri piuttosto che in centro a Feltri, Nevegallo sul Cansiglio. Questo chiede il giornalista al prefetto. Non ho ancora avuto modo di leggere il testo definitivo dell'ordinanza del presidente della regione, sembra chiaro comunque che nei possibili luoghi di assembramento è vietato passeggiare. Ecco perché durante fine settimana particolare attenzione sarà prestata in tutta la provincia di Belluno con la pianificazione di un dispositivo che sarà rimodulabile in relazione all'evolversi della situazione e della normativa dettata a livello statale e regionale per il contenimento del contagio. Nel taglio basso di pagina c'è un altro articolo di Francesco Dal Mas che in questo caso riguarda il settore del commercio con le dichiarazioni del direttore di Confcommercio Belluno Luca Dal Poz. Questo è il male minore, sottolinea. Oggi l'Ascom invierà agli associati una nota esplicativa su cosa succederà a partire da domani. Nessuna reazione di fronte all'ulteriore giro di vite del presidente Luca Zai, anzi forse era meglio fermarci prima, commenta Rossana Roma del ristorante Dolada di Pieve. E in ogni caso Zaia, Federica e Bonaccini hanno dato un esempio molto positivo di come il bene primario della salute vada al di sopra di ogni colore politico. Oggi Luca Dal Pozzi, il direttore di Confcommercio, invierà agli associati una nota esplicativa dell'ordinanza. Immagino anticipa che ci sarà la più ampia condivisione perché gli assembramenti sabato e domenica scorsi li abbiamo visti tutti. Nessuna protesta neppure per il fatto che i baristi dalle 15 alle 18 non potranno avere gli avventori in piedi. Questo è il mare minore, dice Dal Poz. Dirò di più, se ci fosse stata applicata questa norma per prima probabilmente avremmo evitato la chiusura alle 18. L'ordinanza di Zaia vieta anche il passeggio nei centri storici, un problema per baristi, ristoratori, pizzaioli e commercianti vari. I presidenti hanno condiviso le ordinanze sulla base dei numeri, dice Dal Poz. Vogliamo traslocare in zona arancione per poi approdare a quella rossa. Fidiamoci e rispettiamo le ordinanze per cercare di trascorrere almeno il Natale in condizioni più compatibili, dice Dal Poz. I commercianti hanno iniziato a ricevere i ristori, ci sono attività sospese, dice Dal Poz, che non trovandosi tra i rossi e gli arancioni non vengono ristorate. Al riguardo abbiamo chiesto alle regioni precisi impegni da parte del governo. Ci sono poi a pagina 9, sempre del Corriere delle Alpi, le dichiarazioni, le reazioni nel bellunese da parte dei sindaci. Il presidente della provincia dice niente sofismi, il quadro è grave. Massaro, sindaco di Belluno, chiede chiarezza sui divieti.
Non facciamo i sofistici, la situazione del contagio è gravissima ed è destinata ad appesantirsi ugualmente, quindi l'ulteriore stretta del presidente Zaia è da assumere senza se e senza ma, ha detto Padrin. È consentito svolgere attività sportiva, attività motorie, passeggiate all'aperto presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche ove accessibili, perché comunque, si legge nell'ordinanza di Zaia, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico, delle città, delle località turistiche, mare, montagna, laghi e delle altre aree solitamente affollate, quello che dicevamo prima. Questo è un po' la conseguenza degli assembramenti dello scorso fine settimana. E quindi diciamo questa è la decisione, questo che ha portato il presidente della regione Luca Zaia insieme agli altri presidenti di Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia a prendere determinate decisioni. Nel Comitato per l'Ordine Pubblico, commenta Padrin, ci siamo detti che questo non dovrà essere più possibile, quindi vedere assembramenti all'esterno dei locali oppure nelle località turistiche. In queste ore aspettiamo terrorizzati quelli che saranno le conseguenze in termini di possibile contagio. Ci sono però dei nodi da chiarire da una prima lettura, spiega Massaro, sembra che siano state recepite alcune delle richieste avanzate durante l'incontro con Zaia l'altro giorno. Massaro infatti aveva chiesto che all'interno delle strutture commerciali dei supermercati fosse disposto che entrasse una sola persona per nucleo familiare. Non c'è per fortuna divieto di spostarsi da un comune all'altro, ma occorrerà chiarire già da oggi nel Comitato di Ordine Pubblico in Prefettura cosa si intenda per divieto di andare in località turistiche, come si fa a distinguere tra zone rurali e montagna dove si potrà andare domani, e anche per quanto riguarda i mercati oggi cercheremo di capire con il comandante dei vigili come fare. Questo dice Massaro. Andiamo avanti, a pagina 10 c'è il rischio sanitario, affrontato il tema del rischio sanitario, sanitari a rischio con il tampone rapido. Da oggi la sorveglianza periodica non sarà più effettuata con i molecolari, contrari sono i sindacati confederali e ANAO. Tampone antigenico rapido a tutti i sanitari, compresi quelli che lavorano in prima linea nei reparti Covid, nelle terapie intensive e pronto soccorso e più in generale dove si trattano i pazienti che hanno contratto il virus. Da oggi in poi per lo screening a cadenza regolare, ogni 8 giorni per operatori sanitari ospedalieri e territoriali, non si farà più con il tampone molecolare. A deciderlo è stata la Regione Veneto, che sottolinea come il test antigenico sia in grado di fornire una risposta molto più rapida, con il vantaggio ulteriore di poter essere processato non solo in laboratorio. Ad opporsi a questo sistema di tracciatura ci sono i sindacati CGIL, CISL e UIL e la NAO Assomed. La recente decisione di programmare i prossimi controlli di sorveglianza su personale con tampone rapido e non più con il tampone molecolare desta un certo allarme, dicono dai sindacati. Sebbene sia accettabile che l'uso dei tamponi antigenici rapidi con diagnosi in soli 15 minuti sia una scelta appropriata in uno scenario di screening di popolazione, offrendo appunto risposte tempestive e riservando la conferma dei risultati positivi al tampone molecolare, si evidenzia che le caratteristiche di sensibilità e specificità del tampone antigenico rapido espongono a un rischio maggiore di risultati falsi negativi. In particolare questo si può verificare in presenza di bassa carica virale o se il campione è stato prelevato, trasportato o conservato inappropriatamente. Quindi da parte dei sindacati c'è la contrarietà all'utilizzo sugli operatori sanitari dell'operatore del tampone rapido anziché di quello molecolare. Per una questione proprio di sicurezza. Infatti già nei giorni scorsi erano emerse delle perplessità su appunto i risultati falsi negativi emersi dal tampone rapido e poi rivelatesi positivi con il tampone molecolare. Andiamo avanti, parliamo dei dati di ieri in provincia di Belluno. In sole 24 ore si sono registrati 324 positivi e 4 i decessi tra ospedali e case di riposo. L'epidemia si sta espandendo in tutta la provincia senza incontrare ostacoli.
Ormai sta diventando incontrollabile l'epidemia di coronavirus in provincia, si legge sul Corriere delle Alpi. Sono 324 i positivi nelle ultime 24 ore e 4 i decessi tra ospedale e case di riposo. Si tratta di una donna di 67 anni ricoverata alla pneumologia Covid di Feltre, una di 70 degente del reparto di malattie infettive di Belluno, un anziano di 90 anni ricoverato in geriatria Covid a Belluno e si è addormentata nel sonno un'anziana ospite della casa di riposo di Limana che era risultata positiva al tampone. I numeri sono in continuo aumento. La grave carenza di personale è il nodo più critico all'interno delle case di riposo e alla Gaggialante, la struttura di Belluno, sono già 10 gli anziani che si sono infettati. Alla casa di riposo di Limana arrivano i rinforzi dal centro servizi di Ponte nelle Alpi. Infatti anche a Limana appunto la situazione è parecchio critica. 16 operatori sociosanitari e 3 infermieri sono in isolamento perché contagiati e c'è appunto l'emergenza di riuscire a gestire la struttura. Per questo arriveranno rinforzi dal centro servizi di Ponte nelle Alpi. In poche ore è scoppiato il finimondo, che dolore vedere i nonni ammalarsi. Parla un'infermiera di un RSA colpita dal Covid, io positiva ma sintomatica, a casa mi sono sentita inutile. L'articolo è di Paola Dallanese. Sono spesso dimenticati perché svolgono la loro attività nelle strutture per anziani e non hanno grande visibilità, ma anche gli infermieri e gli operatori sociosanitari delle case di riposo stanno combattendo una battaglia molto dura contro il virus. E c'è appunto, per chi volesse leggerlo, a pagina 13 del Corriere, questa intervista di Paola Dallanese a un'infermiera di una RSA che è rimasta a casa, ha dovuto fare la quarantena perché positiva anche se asintomatica. Dice che lavorare in casa di riposo è dura perché la casa di riposo è un altro ambiente rispetto all'ospedale. Noi operatori la viviamo come una famiglia ristretta dove ci sono degli anziani che noi curiamo con rispetto e amore. Vedere che stanno male e non riuscire a dare loro il massimo delle cure fa molto male, come si può immaginare. A pagina 14, fitness in palestra, arrivano i carabinieri positivi a fare la spesa, 4 denunce. L'articolo è di Cristina Contento. Ci sono stati degli accertamenti a raffica delle pattuglie del comando provinciale della compagnia di Feltre, l'attività di Serena è stata chiusa. Una palestra chiusa, una famiglia e una quarta persona denunciate perché fuori casa nonostante la positività al Covid per almeno 2 di loro. È il risultato dell'attività effettuata in questi giorni dai carabinieri del comando provinciale per verificare il rispetto delle norme anticontagio da parte delle persone positive delle attività economiche fermate dall'IPCM e da ordinanze varie. Una palestra una palestra è risultata ed è stata sanzionata dai carabinieri di Feltre per appunto stava tenendo aperta l'attività nonostante l'obbligo di chiusura. Sia nel capoluogo sia altrove in provincia i luoghi del fitness hanno subito accertamenti a raffica. Appunto a Serena del Grappa, a incuriosire i militari della stazione di Feltre, sono stati i vetri oscurati del locale fitness aperto in paese. Insospettiti dall'insolito oscuramento delle vetrate, i militari hanno cercato di vederci chiaro e l'approfondimento li ha portati a sorprendere 3 clienti che stavano facendo attività fisica all'interno della struttura. Quindi nel caso di Serena gli inquirenti non si sarebbero mai aspettati di trovare i clienti nelle stanze coperte dai vetri oscurati. L'impianto luce per esempio era stato staccato anche, quindi si lavorava senza illuminazione. La funzione di apertura delle porte con i badge però era stata lasciata attiva. E nel Feltrino è stata multata un'intera famiglia, un membro positivo al Covid è stato trovato a fare la spesa, mentre altri 2, considerati contatti stretti che dunque dovevano sottostare all'isolamento fiduciario, sono stati beccati fuori casa. Le 3 persone sono state quindi denunciate dai carabinieri di Santa Giustina in quanto non avrebbero rispettato l'isolamento per positività. Andiamo avanti e passiamo alle pagine espressamente dedicate a Belluno. Siamo a pagina 21, in questo caso sempre del Corriere delle Alpi, e ad aprire è un articolo sul futuro del Nevegal, un articolo di Fabrizio Ruffini. Nevegal, accordo raggiunto, ora la verifica sugli impianti, la vendita è questione di ore, Slaviero vuole aprire le piste per il 26 dicembre, via alla promozione, dice, ci aspettiamo di incassare almeno 200.000 euro.
L'articolo di Fabrizio Ruffini. C'è l'accordo per l'acquisto degli impianti sul Nevegal posseduti dall'Alpe in liquidazione da parte della società pro tempore Nevegal 2021 presieduta da Massimo Slaviero. Nel giro di un paio di giorni il tutto dovrebbe essere messo nero su bianco davanti al notaio. Proseguono nel frattempo le verifiche tecniche sulle funi e sul sistema di innevamento e la speranza è di aprire per il 26 dicembre. Già dai prossimi giorni intanto dovrebbe partire la massiccia campagna promozionale per gli abbonamenti e tutte le iniziative collaterali messe in campo dalla società, che oltre al presidente Slaviero vede al proprio interno anche Lionello Gorza, Roberto Pierobon e Alessandro Molin e gli operatori del Colle uniti. Gran parte dello sforzo sarà di tipo promozionale, ci si dovrà concentrare sullo sviluppo di offerte particolari che coinvolgano a pieno i vari settori rappresentati dagli operatori e questo sarà possibile con iniziative trasversali che dimostrino l'unità negli intenti e una chiarezza comunicativa figlia di un progetto maturo. Entro una settimana si conoscerà poi con certezza lo stato di salute degli impianti. Quest'inverno saranno messi a disposizione il campo scuola e tutta la coca, un risultato comunque importante viste le premesse di quest'estate che non davano speranze sulla stagione bianca sul Colle. Questa è una buona notizia che riguarda il Nevegal e quindi la stagione invernale. Leggiamo ancora un'altra notizia che riguarda in questo caso la cultura. Arrivate al Fulcis 28 antiche armi made in Belluno del Museo Correr di Venezia. Si tratta di spade, stocchi, pugnali e scudi per ale, un omaggio ai mastri forgiatori bellunesi. L'articolo è di Luca Maciga. Le spade tornano a casa, in realtà non si tratta solo di spade ma anche di armi in asta, spade, schiavone, schiavonesche, stocchi e pugnali. Poco dopo le 10 di ieri mattina il mezzo contenente 2 casse con 28 armi prodotte tra il 1400 e il 1500 è arrivato a Palazzo Fulcis. Ad attenderlo un piccolo gruppo di persone, rigorosamente tutti con la mascherina. In prima fila c'era l'assessore Marco Perale. Si tratta appunto di spade di produzione bellunese che sono state date in comodato dal Museo Correr di Venezia al Fulcis di Belluno. Il loro straordinario viaggio infatti è iniziato da Venezia, visto che gli oggetti erano custoditi nelle soffitte di Museo Correr. Una volta all'interno del chiostro del museo sono stati tolti dagli imballaggi 3 oggetti che sono stati descritti da Luca Basile, profondo conoscitore delle armi bianche. Abbiamo ripreso i contatti con il Polo Museale Veneziano e abbiamo ripreso il progetto di riportare a Belluno parte delle spade. Dal momento in cui abbiamo avuto a disposizione questo straordinario museo che è Palazzo Fulcis, dice l'assessore Marco Perale. Un degno contenitore per questi pezzi preziosi. Con tutti i partner del progetto Clang, operatori tecnici, culturali, scientifici e comunicazionali, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di dotare il museo di un primo nucleo di spade, per ora 28 pezzi, che sono tipologicamente e cronologicamente diverse. Le fucine delle Dolomiti rifornivano Venezia e gli imperi europei fino alla Turchia. Belluno, infatti, la provincia di Belluno è stato un importante centro di produzione di spade, di armi bianche. Chiudiamo il Corriere delle Alpi e passiamo al Gazzettino, andando subito alle pagine che sono dedicate alla provincia di Belluno. Un attimo che aspettiamo il caricamento. Eccoci qui. Titolone di apertura: contagi, nuove regole e più controlli. Comitato per l'ordine pubblico in prefettura, ecco il piano. Nei fine settimana massima sorveglianza nei luoghi di incontro. Cogode, sindaci e forze dell'ordine, la situazione è grave. Oggi il summit con le categorie economiche del territorio. Leggevamo prima la notizia sul Corriere delle Alpi. Weekend, negozi fermi ma non c'è chiarezza. Si parla in questo caso del commercio. Per quanto riguarda i casi sempre più positivi, sono aumentati i posti letto Covid, lo leggevamo appunto anche prima sull'altro quotidiano. Ad Auronzo l'appello della sindaca: cambiamo registro. L'avviso di Tatiana Paisbecker ai suoi cittadini suona più o meno così e andremo infatti a leggere l'articolo. Entriamo quindi nel Gazzettino e
Leggiamo alcune delle notizie, siamo a pagina 4 dell'inserto di Belluno, il vertice ad Auronzo dovrò chiudere i bar. Incontro appunto con le forze dell'ordine per verificare il quadro, la sindaca minaccia misure radicali, misurina domenica presa d'assalto e un solo locale aperto, appello a rispettare le distanze, l'articolo è di Davide Piolle. L'avviso di Tatiana Paisbecker ai suoi cittadini suona più o meno così: o ci diamo una regolata subito o sarò costretta ad anticipare la chiusura dei locali. Un out che non lascia spazio a fraintendimenti. Il numero dei contagi infatti corre verso cifre sempre più alte, soprattutto ad Auronzo che mercoledì ha sfondato i 200 casi, quindi numeri molto elevati. Visto da questa prospettiva, l'ammonimento del sindaco si trasforma nell'ultimo disperato tentativo di rallentare la diffusione del virus prima che il governo si pronunci per un possibile lockdown totale. Le ipotesi: qualcuno ha chiesto al sindaco di chiudere addirittura tutti gli istituti scolastici, ma è prematuro. Li ho visitati personalmente, ha spiegato Tatiana Paisbecker, e tutte le norme anticontagio vengono rispettate. Il problema sono i nuclei familiari, dice. Il virus è entrato nelle case ma in ordine sparso, è ovunque. Colpa delle gite del fine settimana? In effetti le forze di polizia hanno comunicato che domenica Misurina è stata presa d'assalto e c'era un solo bar aperto, ma a parte questo gli spazi sono talmente vasti che è difficile rintracciare qui il vero motivo del contagio. Il sindaco dice che la maggiore criticità sembra sia legata agli esercizi commerciali nella fascia oraria dalle 16 alle 18. Le persone escono dal lavoro e si recano al bar. Ecco spiegato il motivo dell'avviso pubblico che sarà diramato in questi giorni a tutti i cittadini del comune cadorino. A seguito di segnalazioni, si legge nel documento, relative a episodi di scarso o nullo rispetto delle precauzioni necessarie per il contenimento del virus, soprattutto negli esercizi commerciali, si comunica che ci saranno ulteriori controlli delle forze di polizia. Qualora si dovesse riscontrare una situazione conforme a quanto segnalato, potrebbe essere anticipato l'orario di chiusura dei pubblici esercizi. Questo ha detto appunto il sindaco Tatiana Paisbecker. Andiamo avanti e leggiamo ancora qualche notizia. Passiamo alla questione economica e poi leggiamo anche dell'addio a Vittorio Mares che inventò il Giro del Lago. Come ultima notizia prendiamo in considerazione quella che riguarda il salvataggio della CC sigillo del Mise a Italcomp. Italcomp sarebbe il nuovo polo che nascerà appunto dalla sinergia tra l'ex ACC di Melle e quella dell'ex Embraco di Rivia di Chieri a Torino. Ieri c'è stato il vertice sulle crisi ACC ed ex Embraco che si fonderanno in una nuova società. FIOM, positivo il controllo pubblico, la Donazzana ha detto subito garanzie finanziarie. Nascerà a luglio 2021 la nuova Italcomp, società a prevalente partecipazione pubblica, 70%, destinata a risolvere due crisi nel settore della refrigerazione, quella della commissariata ACC di Melle e quella dell'ex Embraco di Riva di Chieri, dichiarata fallita a luglio. In tutto si parla di 700 posti di lavoro. La nuova società è stata al centro dell'incontro che si è svolto in videoconferenza con il Ministero dello Sviluppo Economico tra il commissario straordinario di ACC Maurizio Castro, le regioni Veneto e Piemonte, gli enti locali, per Borgo Valbelluna c'era il sindaco Stefano Cesa e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali. La Italcomp mira a diventare il colosso europeo del mercato dei compressori, dei motori per compressori e dei motori per gli elettrodomestici, spingendosi fino ai motori elettrici. L'obiettivo è rimettere in mano all'Italia e all'Europa un business che oggi è quasi interamente controllato da cinesi e giapponesi. Nell'attesa del futuro, ACC deve fare i conti con la carenza di liquidità che rischia di mandarla in coma. Le banche infatti attendono il via libera dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato che andranno a coprire successivamente il loro prestito. Ed è su questo aspetto che ha insistito l'assessore regionale Elena Donazzan. La priorità è quella di porre in sicurezza finanziaria il sito di Mel. Abbiamo chiesto al Mise di prestare particolare attenzione al nostro sito industriale nelle interlocuzioni con la Commissione europea per l'assenso a salvataggio. E ha partecipato anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e dice che ha detto Mel avrà un ruolo strategico. Il ministro spiega i passi del governo per rilanciare il sito. E come ultima notizia di oggi andiamo a leggere quella relativa a un lutto. Addio a Vittorio Mares, inventò il Giro del Lago. Il cavaliere si è spento ieri all'età di 74 anni nella sua casa di Sitran.
La comunità dell'Alpago perde una grande figura, di quelle che laboriosamente dietro le quinte sanno mettere in piedi grandi eventi. Se n'è andato ieri Vittorio Maressa, 74 anni, di Sitran, Cavaliere della Repubblica, ex dipendente della Dolomiti Bus, da anni in pensione. È morto nella sua abitazione, circondato dall'affetto della famiglia. Il suo nome resta sempre legato ad un evento diventato un must nel panorama degli appuntamenti estivi a sfondo solidale. Parliamo del Giro del Lago di Santa Croce, nato nel 1995, che di anno in anno ha saputo raccogliere sempre più adesioni. L'incasso delle iscrizioni viene devoluto a 2 associazioni che si occupano di malati terminali e delle loro famiglie, la Via di Natale di Aviano e la Cucchini di Belluno. Mares, in un'intervista rilasciata a Ilario Tancon per il libro che ha celebrato la 25esima edizione di quest'anno, parlava del Giro del Lago come di suo figlio. Vittorio è stato colui che ha ideato, creato e fatto nascere il Giro del Lago, dice Ennio Sokal, succeduto nel 2010 a Mares nella carica di presidente del comitato Alpago, Due Ruote e Solidarietà. Nella foto vediamo anche Vittorio Mares, che era Cavaliere della Repubblica. Ma il Giro del Lago è stata solo una delle sue più riuscite idee a favore della comunità, perché la sua tenace voglia di fare per più anni portarono la frazione di Sitrana a diventare un palcoscenico d'arte, sfruttando i tanti portici che accedono alle corti delle case del piccolo borgo. Molte sculture uscite da quegli eventi adornano ancora il paese. La sua capacità di pensare e progettare per la sua comunità è sempre stato un elemento che lo ha distinto, così come il suo modo sempre umile e rispettoso di approcciarsi alle persone. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento con la rassegna di oggi, vi aspettiamo puntuali anche domani per l'appuntamento di sabato e vi invito a seguire le notizie che pubblichiamo ora dopo ora sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. A tutti un sereno venerdì e un buon fine settimana. Grazie per l'ascolto e a prestissimo.